Nicolò Terranova è il nuovo allenatore dell'Acregas e va a sostituire Giuseppe Anastasi che ha presentato lunedì scorso le sue irrevocabili dimissioni per motivi personali. Tutto questo all'indomani del pari esterno di Marineo, che aveva visto la squadra reattiva ma molto sfortunata nelle conclusioni a rete. Il tempo di pensarci su tutta la notte e lunedì, senza ripensamenti, l'addio all'Acregas. Mazzarese purosangue, classe 74, Terranova è un grande conoscitore del calcio isolano. Avendo avuto una lunga carriera da calciatore, Terranova inizia giovanissimo la sua esperienza da allenatore nella stagione 2005-2006 come vice del grottese Totò Bruccoleri sulla panchina del Mazzara. Nella stagione 2012-2013 guida da primo tecnico sempre il Mazzara in sostituzione di Nicola Sciacca. Finalmente arriva il momento di guidare la panchina della prima squadra con la compagine canarina e riesce a conquistare il secondo posto assoluto alle spalle del Marsale. Era la stagione 2014-2015, partecipa agli spareggi ai playoff, ma viene estromesso dal Nardò. Nell'agosto 2015 viene confermato alla guida della squadra canarina anche per la stagione 2015-2016, ma viene esonerato dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Profavara. In questi ultimi anni è stato alla guida di Gela, Folgore, Canicattì, Marsala, Castrovillari in Serie D ed ha conseguito a Coverciano la licenza UEFA. Terranova ha incontrato il presidente Giuseppe Deni e questo pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento allo stadio Seneto di Agrigento. Il debutto sulla panchina dell'Agragas avverrà domenica nella gara casalinga contro il Marsala, ma non sono le uniche novità infatti, è probabile ancora qualche addio e diversi arrivi di giocatori nuovi. Domani inizia l'era Terranova e domenica debutterà contro una sua ex squadra, il Marsala.